Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme nel consueto spazio dello Spicigelle del Veneto, che questa volta, siccome è in corso ancora il congresso di carattere regionale, non è presente, ma ha dato spazio invece a Paolo Ormesi, Presidente Federconsumatori Venezia, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E anche Graziano Basso, che è con noi collegato, responsabile fiscale CAF CGIL Nord-Est. Ben arrivata anche a lei. Buongiorno. E allora, quindi ci sarà questo spazio per che cosa? Per fare il punto su una situazione che è molto pesante, cioè il caro vita in Veneto in modo particolare grava soprattutto su certe fasce più deboli, anche sui pensionati rispetto ad altre parti d'Italia, perché il livello di inflazione è particolarmente alto, i beni e i servizi sono aumentati di prezzo in modo considerevole e quindi come destreggiarsi, che cosa le varie diciamo anche comunità locali hanno escogitato per venire incontro ai cittadini, cosa prevede la legge, cosa è previsto anche nella legge di bilancio attuale, quali sono le agevolazioni anche di carattere fiscale, quindi parleremo anche di bonus. Allora, ho detto perché è il congresso nazionale in realtà dei pensionati che si sta svolgendo a Verona, non regionale. Sto pensando a regionale perché lo Spicigelle regionale è tutto presente a Verona. È dal 21 al 24 febbraio, questa è la data, adesso vedremo anche alcuni frame, alcune immagini della partecipazione importantissima. Si è aperto praticamente con il segretario generale dei pensionati Ivan Pedretti, che ha fatto un quadro generale molto dettagliato sotto tutti i profili di quella che è la società civile, politica e gli aspetti economici, con un occhio di riguardo a tutto quello che concerne anche i pensionati e i pensionandi, ma anche il mondo dei giovani. Poi c'è stato Pietro Turano, attore, attivista, che ha fatto un intervento, il vignettista Altan presente, lo street artist Cibo del Centro di Giornalismo Permanente, Kapoor, sindacalista indiana. Poi c'è stato un confronto tra Fausto Bertinotti, Luciana Castellina, Sergio Giocofferati e il giovane sindacalista Francesco Melis, e poi ci sono state anche alcune delegate di certe vertenze più importanti degli ultimi anni del mondo sindacale che sono intervenute. Il 24 oggi si tirano un po' le conclusioni di tutto, sono affidate al segretario generale della CGIL Maurizio Landini, seguirà poi l'elezione degli organismi dirigenti dei pensionati. È stato dato spazio durante i lavori congressuali a diversi esponenti del mondo anche della politica, oltre che del sindacato, ma anche dell'associazionismo, tra cui candidati alla segreteria del Partito Democratico, la Schlein e Stefano Bonaccini. Quindi grande partecipazione, grande interesse, tantissime le tematiche che sono state affrontate e che hanno visto naturalmente come protagonisti gli esponenti del sindacato, ma non soltanto, anche della società civile. Che cosa se ne tirerà fuori? Se ne tirerà fuori un sindacato che ha sempre più l'occhio di riguardo, l'occhio attento nei confronti del mondo esterno, non solo italiano ma internazionale, perché lo coinvolge in qualche modo, e che vuole essere anche sempre più internazionale, sempre più europeo, in un'ottica poi di grande partecipazione, perché l'organizzazione sociale più grande d'Europa conta 2,5 milioni di iscritti. Questo è il sindacato dello Spicigelle. Detto questo, andiamo subito a noi invece, e io direi di incominciare con lei come Federconsumatori, perché voi periodicamente a livello nazionale ma anche a livello territoriale fate delle indagini, fate delle ricerche, e quelle che sono particolarmente difficili da affrontare perché ci rimettono davanti la realtà, ce la sbattono, sono quelle sul caro vita. Vediamo un po' la prima slide. Allora, gli indicatori che cosa ci stanno a dire, che già peraltro sappiamo, però così li abbiamo in qualche modo cartolarizzati? Direi questo, che siamo di fronte a una situazione a cui non eravamo più abituati. Siamo tornati agli anni 80, all'inflazione degli anni 80, questo è il problema grossissimo. Con una piccola differenza però, che oggi tutti i paracaduti sociali sono molto ma molto più ridotti rispetto a quelli che avevamo negli anni 80, quindi il problema del caro vita si fa sentire moltissimo. Questa è la prima immagine che purtroppo possiamo prendere, e c'è un fortissimo aumento della povertà nel nostro paese. E di questo dobbiamo dirlo perché io sto guardando però coi dati del Censis del 2022, siamo arrivati a 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta. È un dato che fa veramente pensare, perché non sono
pochi 5,6 milioni di persone. Quindi sono proprio quelle persone che non possono permettersi quelle spese minime per condurre una vita accettabile. Certo. Questo è il problema grossissimo che stiamo... Cioè l'inflazione, come vediamo anche la prima slide, è più 10,1% su base annua, livello che non si registrava dal settembre del 1984. Vuol dire ricadute per famiglie di 3.009,80 euro all'anno, certo. Cioè una vacanzona praticamente. E infatti, se noi andiamo a vedere, i nuovi poveri non sono persone che hanno un reddito. Anche questo deve farci pensare, cioè persone che hanno un reddito ma che si trovano poi impossibilitati a svolgere quello che è la normale vita quotidiana. Quindi da questo punto di vista, perché 3.000 e rotti euro all'anno in più sono pesantissimi per stipendi che sono tutto sommato molto ridotti. Da questo punto di vista abbiamo il problema generale. Poi vediamo subito la slide successiva, le conseguenze sui comportamenti d'acquisto. Quali sono? Le conseguenze sui comportamenti d'acquisto non sono altro che i cittadini, per far fronte a questo, si nutrono peggio, mangiano peggio, si riscaldano meno. Quindi hanno usato delle strategie praticamente. Chiaro, strategie lanciate a fare questo. Tenete presente che quando si trovano di fronte a questa cosa abbiamo una ricaduta anche da un punto di vista sanitario, sì. Perché chiaramente questo insomma ce l'abbiamo. Qua vediamo i numeri, 16,8% dei consumatori, riduzione del consumo di carne e pesce, acquisto di tagli meno pregiati, come lei diceva, qualità minore, quindi ricadute sulla salute. Sì, secondo me non tanto sul discorso alimentare quanto invece sul discorso energetico, in quanto... dopo ci arriviamo al discorso energetico, siamo ancora qua alla fase alimentare. Sì, no, mi dico anche qua sicuramente. Certo. 12,9% riduzione del consumo di frutta e verdura, 46% dei consumatori ricorso a offerte e sconti o prodotti prossimi alla scadenza, e qui ci può stare, 8,9% dei consumatori utilizza i mezzi pubblici, bisogna vedere dove, perché non certo in certe città, non certo per esempio a Padova dove mancano. Questo, ma Venezia è una delle poche città dove si usano i mezzi pubblici per ovvi motivi, ma quello che fa pensare è che lei diceva giustamente i prodotti che sono in scadenza. Tenete presente che ho notato un forte aumento dei costi anche, sai che nei supermercati fanno le offerte con i prodotti in scadenza. Certo. Ma sono aumentati, sembra assurdo, ma sono aumentati anche quelli. Cioè, i prodotti in scadenza non. I prodotti in scadenza, quindi che li mettono in offerta, stanno seguendo il mercato. È una cosa che secondo me, c'è una fortissima speculazione e la colpa di questa speculazione, secondo noi, è dovuta al fatto che non ci sono controlli. Quello che manca nel nostro paese sono i controlli. Però non ce ne stanno. È vero, comunque secondo me le leggi le fanno proprio il mercato, perché io vedo dei prodotti che hanno aumentato il prezzo, che secondo me sono diventati neanche appetibili ormai, proprio per il prezzo, per il rapporto qualità-prodotto, insomma tipo di prodotto e prezzo, che il mercato fa le scelte. Se il consumatore non lo sceglie, cioè io non li prendo più, basta, quelli li ho cancellati e vedo che restano comunque sempre quelli, perché poi se li vedi sono sempre là, rimangono, alla fine passano tot il tempo, li mettono in offerta e tornano al prezzo normale, allora vedi che spariscono. Ma appunto se il consumatore si comporta così, cioè vede un prodotto di cui può fare anche a meno, tutto sommato può aggirarlo prendendone un altro, andando al discount, tutto sommato sopperire, quel prodotto non lo vendono, perché non è che la categoria dei ricchi faccia incetta di quel tipo di prodotti, va su un'altra gamma. Certo. Per cui ci sono anche strategie di mercato che possono anche funzionare, l'abbiamo visto con il gas, no? Per riscaldamento per esempio, uno riscalda meno, consuma meno gas, il prezzo è naturalmente calato, per cui bisogna anche fare voi che patrocinate delle battaglie dei consumatori, no? Sì, allora sul discorso del gas vorrei dire una cosa che purtroppo centriamo molto poco e c'entra molto poco anche quello che succede a livello internazionale. Tengo solo a precisare che l'aumento del gas è iniziato nel 2020, quindi non è una cosa di oggi, non è una cosa dovuta alla guerra in Ucraina, non c'entra assolutamente nulla.
il prezzo del gas, noi sappiamo c'è una borsa in Olanda e su quello si poggia il prezzo del gas, una borsa molto piccola sulla quale gli speculatori molto velocemente riescono a far funzionare le cose. Quindi anche questo discorso, abbiamo visto che anche nel 2020, appunto, dopo il Covid, dove c'è stata una forte diminuzione del consumo tutto sommato, nello stesso tempo abbiamo avuto un aumento spropositato del costo del gas. Parliamo di un più 20%, quindi non nei primi mesi del 2020, torno a sottolineare. Adesso vediamo che c'è una riduzione di questo costo, io sono più propenso a pensare a una forma anche questa di speculazione. Il gas, i venditori di gas, le aziende che vendono gas, in realtà non hanno mai comprato il gas a quei prezzi, perché i contratti, sto qua a ricordare, sono contratti decennali, sono contratti il cui prezzo è stato stipulato e viene mantenuto, quindi da questo punto di vista non è proprio, torno a ripetermi, ma è un problema di mancanza di controlli. Viviamo in un paese dove i controlli non ci sono, non si fanno, non so se volutamente o per altri motivi, ma non si fanno. Allora, torniamo a noi, torniamo anche alle slide di supporto. La spesa alimentare 2021, abbiamo visto il paniere che voi avete, che in parte è stato anche ampliato perché è comprensivo di altri beni che al tempo non c'erano, anche se dentro diciamo che tutti i beni di consumo degli anziani non ci sono perché ne hanno anche altri, però è stato ampliato. La spesa alimentare 2021-2022, over 65 single, ecco qua focus sulla spesa alimentare che avete fatto, e poi analizzerà anche la coppia di over 65, quindi c'è una differenza di spesa tra chi è solo e chi invece è in coppia per le persone anziane, vero? Certo, non solo, torno a precisare che il problema sussiste un po' per tutti, non solo per gli anziani, cioè, l'aumento è chiaro che chi è da solo in realtà paga di più lo scotto sì. È chiaro che nei pensionati questo si sente di più, perché la pensione, tra l'altro, soprattutto chi ha avuto la pensione di reversibilità e quindi perché è mancato magari il coniuge e quindi ha una pensione anche un po' più bassa, sente maggiormente lo scotto di questi aumenti, ed è per questo che diventa importante in questi frangenti anche l'aiuto che questi chiedono, perché questo è il problema. Sono sempre di più che stanno chiedendo aiuto. Certo, per vedere i numeri, anche se sono molto freddi, però ci fanno capire di cosa stiamo parlando, vediamo un po' la slide, questi sono i panieri dei beni che accennavo, un po' generici, di quelli che sono i beni di consumo che sono stati presi in esame per proprio valutare, slide successiva, quelli che sono stati gli aumenti, no? Quindi andiamo, eccola qua. Allora, se vuole commentarli lei, leggere lei i dati oppure... Guardi, per quello che vedo, cioè per quello che abbiamo fatto, perché è una cosa che è stata presa, ci parliamo di un 300 euro in più per il singolo e un 400, quasi 500 euro invece per la coppia. Quindi il singolo ci rimette. Come dicevo prima, cioè la coppia, bene o male, ma è anche logico, no? Se si vive in due si riesce di più a risparmiare rispetto a chi vive da solo, perché poi in realtà paga tutto questo. E ritorno al discorso che avevo fatto prima, cioè che i nuovi poveri sono portatori di reddito. Cioè il pensionato che si trova con la pensione di reversibilità si trova in povertà. Questo è il problema grossissimo che ha questa situazione che stiamo vivendo oggi. Oggi chi ha un reddito che non è un reddito elevato si trova in povertà. E questa è una tragedia. Per capire l'andamento degli aumenti, sempre fonte Istat, elaborati dallo SPCGL del Veneto, vediamo appunto la grafica. E qui ci fa capire che tipo di aumento c'è stato, con dei picchi importantissimi, per esempio tra settembre e ottobre, poi un leggero calo a dicembre, ma siamo partiti da gennaio dell'anno scorso che era molto più basso. Vediamo, eccola qua, questa è la grafica che ci dà un po' il trend. Vedete come sta andando, vedete come sta un po' riducendosi, anche se secondo... bisogna vedere bene, perché secondo me grossa riduzione non c'è. Non c'è perché... si è instaurato un meccanismo per cui sta aumentando tutto, sta aumentando, è una conseguenza. Cioè, io ho visto che, non so, viviamo tutti quanti, se vai al bar oggi sono arrivato a pagare un caffè al banco 1,40 €,
Quindi vuol dire che sta aumentando tutto, e che questo sia un effetto speculativo lo dimostra. Io l'altro ieri faccio un esempio che ho trovato, ero al supermercato e ho visto i sacchi del Pallets in vendita a 5,50 € e mi sono chiesto, ma com'è possibile che a dicembre era a 15 €? Questo sta a dimostrare che veramente non c'è più controllo sui prezzi, perché il pane è lo stesso. Qualcuno deve spiegarmi come facevano a venderlo a 15. Stesso supermercato lo vendeva a 15 €, oggi lo vende a 5,5 €. Non l'ha più venduto. No, ma sì, ma no, ma vuol adesso dire, non si può neanche utilizzare. sì, ma vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa, torno a ripetermi, ma i controlli devono essere fatti. Prima di andare in pubblicità voglio vedere ancora l'altra slide, quella successiva, perché fa capire un attimo anche le cifre proprio per le valutazioni di certi beni che sono di importanza determinante, cioè latte e formaggi hanno avuto un aumento tra un periodo e l'altro rilevante, più 7,86 € per il singolo, più 13 € per la coppia, pane e cereali più 7,81, più 12 per la coppia, la carne più 6,49 € e più 10,75 per la coppia. Insomma sono cifre rilevanti, quindi non bisogna, secondo me anche come associazioni ha fatto bene a riscontrarlo, ma come sindacato però andrebbe rilevato ancora di più poi a livello nazionale. Torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità prima. Okay.